Come ogni anno l'influenza si manifesta in vari periodi della stagione invernale. Solitamente il picco si manifesta nel periodo di Natale o i primi dell'anno. Quest'anno è un po' più spostato e in questi giorni notiamo un aumento della morbilità, quindi più pazienti sono a casa malati con sintomi influenzali e soprattutto malattie del raffreddamento, che portano ai soliti problemi, soprattutto febbre alta e dolori articolari alle ossa. La cura di solito sono a base abbastanza semplici, nel senso di riposo della tachipirina o del paracetamolo per controllare gli effetti febbrili e antidolori e dolori, e dopodiché solitamente la sintomatologia influenzale si risolve in qualche giorno. Il periodo invernale è un periodo un po' critico per i bambini. Il consiglio che noi possiamo dare è quello di seguire il consiglio del pediatra, che è fondamentale, fare una prevenzione con prodotti omeopatici, fitoterapici e poi delle cure sintomatiche per l'influenza, naturalmente consigliate sempre dal pediatra. Siamo nel pieno adesso dell'esplosione dell'influenza. La prima cosa che le persone comuni devono fare è lavarsi le mani, quando starnutiscono mettere sempre le mani davanti alla bocca per evitare di contagiare la popolazione e cercare di fare una adeguata prevenzione di pulizia del virus che c'è. Per gli anziani, per esempio, consiglio sempre di bere molta acqua, di mangiare sano, molta frutta e molta verdura, come sempre può aiutare a mantenere un fisico sano e anche un po' a evitare l'influenza.